Andiamo a Padova ora e parliamo del nuovo ospedale, perché si riaccende la questione ora che c'è un nuovo sindaco al posto del commissario straordinario. La speranza è che prevalga il dialogo tra comune e regione. Stefania Bolzan. Nel giorno in cui c'è stato l'insediamento ufficiale del nuovo sindaco di Padova, Sergio Giordani, il dibattito si è innestato ancora una volta su un tema spinoso quanto di interesse strategico, ovvero il nuovo ospedale. L'università ha due obiettivi rispetto ai quali non fa nessun passo indietro, ha commentato il rettore Rosario Rizzuto. Il primo è che Padova ha bisogno di un ospedale all'altezza, il secondo è che bisogna fare presto. Qualcuno teme che l'ospedale non si faccia più, prosegue il rettore, ma io sono sempre ottimista, perché quando le istituzioni hanno la volontà, i risultati si ottengono. L'opera infatti è di importanza strategica perché giunti a questo punto vi si rinunci e tra l'altro sembra tramontata l'ipotesi di creare il nuovo polo sanitario su quello già esistente, dal momento che l'università pare abbia l'intenzione di fare le cose in grande in termini di ampiezza e di capienza. Sicuramente il nuovo ospedale di Padova sarà tra i primi punti dell'agenda del sindaco Giordani. A detta di tutti serve ora che prevalga la linea del dialogo tra comune e regione. Di sicuro il fatto che non vi sia più un commissario straordinario a reggere le sorti della città potrebbe imprimere un'accelerazione a tutta la faccenda in tempi relativamente brevi.